Tatiana, benvenuta in redazione. Grazie per l'invito. Sono un po' emozionato perché sei la donna dei sogni impossibili. Sogni impossibili è troppo, però ci credo profondamente nei sogni. Tatiana, come ti è venuta l'idea di questo abbraccio alle 3 cime di Lavaredo? Allora, l'idea è partita, a dire il vero, nell'anno ancora 2000, quando è stata lanciata la campagna Giubileo 2000 e Drop the Debt, una campagna che chiedeva ai paesi occidentali di cancellare il debito dei paesi poveri. E da lì ho iniziato a chiedermi cosa potessi fare come donna delle Dolomiti con 3 figli, che vive in un paese appunto magari fuori, considerato un po' fuori dal mondo, e che cosa potessi fare per l'Africa senza avere la possibilità di andare di persona in Africa o averne i mezzi economici. E mi è venuta in mente una notte questa idea di unire il mio amore per le Dolomiti, che mi è stato inculcato da mio padre quando ero piccola, visto che lui è guida alpina e mi ha sempre portato in montagna, e ho pensato alle 3 cime di Lavaredo, che essendo una trinità naturale che si eleva verso il cielo, potevano benissimo rappresentare ed essere simbolo di pace, giustizia e uguaglianza per i popoli del mondo. E quindi mi è venuta questa idea di abbracciarle con 6.000 persone che si tenessero tutti per mano, e una sorta di gesto simbolico quasi per mandare un messaggio ai grandi del G8 che si sarebbero poi riuniti all'Aquila nel 2009. Infatti è stata realizzata la prima edizione nel 2009, proprio il giorno prima del G8. E questa è la prima edizione. Poi mi è sempre rimasto il sogno di realizzarne un'altra, però ci voleva un motivo molto forte, e questo è arrivato con l'incontro del presidente di Art4 Amnesty, che è un irlandese, Bill Shipsey, che mi ha proposto di organizzarla per Amnesty Italia e per i diritti umani in occasione del 40° di Amnesty, quindi l'anno scorso c'è stata la seconda edizione. Tatiana, a proposito di sogni, una tesi di laurea ti ha spalancato le porte degli studi degli U2 di Dublino. Ci racconti che questa storia? Sì, certo. La mia passione per gli U2 è nata quando ero ragazzina, avevo 14 anni, e coltivavo questo sogno di incontrarli, di andare a Dublino, e il sogno l'ho portato avanti anche all'università, e lì mi è venuta questa idea, vista anche la passione che mi aveva profondamente colpita per la letteratura irlandese, di cercare di indagare quali fossero le connessioni tra la letteratura irlandese e i testi degli U2. E siccome il lavoro non era mai stato fatto da nessuno, sono stata molto fortunata, sono stata accolta a Dublino prima dal regista dei video degli U2, che si chiama Barry Devlin, che è anche il cognato del premio Nobel alla letteratura irlandese Shemusini, e quando ha ascoltato le mie idee, il mio progetto, mi ha messo subito in contatto con Bono, prima telefonicamente, poi con un appuntamento, e infine, siccome le domande che avevo preparato erano oltre 50, ci siamo poi rivisti negli studi degli U2 con tutta la band, e da lì è nato un lungo rapporto di amicizia che continua tuttora. Quanti anni avevi allora, Tatiana? Allora ne avevo 25. E quando tu hai detto ai tuoi insegnanti, ai tuoi amici, vado a conoscere gli U2, sono messi a ridere, penso. Sì, venivo presa in giro da tutta la classe, non mi credevano. Questa è veramente una bella storia, un bel sogno, che poi ti ha aperto comunque altre porte, perché tu poi hai conosciuto Simon di Simon e Garfunkel, e poi anche arrivi fino a Tiananmen, addirittura ci spieghi anche questo, ci racconti sì. Anche questo, perché io sono un po' incuriosito leggendo la tua storia, il tuo curriculum, sono rimasto sbalordito. Sì, la tesi degli U2 in effetti mi ha aperto molte porte. 2 anni dopo, nel 99, ho vinto a Dublino, sempre nella città degli U2, gli MTV Awards con il premio Best Fan Award, e dovevo raccontare cosa avevo fatto come fan per la mia band preferita. E lì è stato realizzato un video da MTV che poi è stato trasmesso in tutta Europa. Successivamente io ho portato avanti questa mia grande passione, cercando di applicarla anche al territorio in cui vivo, alle Dolomiti, realizzando degli eventi proprio ispirandomi agli U2, e anni fa ho avuto l'occasione di incontrare uno dei leader di piazza Tiananmen, che è il dissidente cinese Wer Kaishi, che attualmente è ricercato numero 1 dalle autorità cinesi, e sono rimasta molto colpita dalla sua storia, perché lui dall'89 non può entrare in Cina e non può incontrare i suoi genitori, e i genitori, che ormai sono anziani, non possono uscire e rivederlo. E quindi da lì ho preso questa occasione per scrivere al presidente di Art4 Amnesty, Bill Shipsey, che è un irlandese che io non conoscevo prima, per chiedergli di aiutarmi a far conoscere al mondo la storia di questo ragazzo cinese, per non rimanere indifferenti nei confronti di questa ingiustizia, che è una tortura morale gravissima nell'epoca poi moderna in cui viviamo.
e quindi con Beershipsy è nato un rapporto di amicizia. Ci ha invitato entrambi, io e il ragazzo cinese, a Dublino a un evento organizzato per Aung San Suu Kyi, il premio Nobel per la pace della Birmania, e da lì ho iniziato a collaborare con questa associazione Art for Amnesty e ho avuto l'occasione di incontrare numerosi cantanti come Paul Simon, Patti Smith o John Baez, e quindi tutti i personaggi che ho sempre sognato di incontrare, e mi sono resa conto poi che sono persone normalissime. Comunque mi immagino, sei anche insegnante di letteratura francese ed inglese. È una fortuna per i ragazzi, per un insegnante, che può portare, oltre appunto alla sua conoscenza della lingua, anche un'esperienza di vita così. Io ho sempre cercato di coinvolgere i ragazzi non solo appunto con lo studio della letteratura, ma ad esempio anche insegnandogli la lingua attraverso le canzoni di vari gruppi, ma soprattutto il messaggio che ho cercato di trasmettergli è quello di credere sempre nei propri sogni, anche se magari a volte vengono derisi o presi in giro, di crederci proprio fino in fondo. E comunque anche i ragazzi hanno dato molto a me, perché è molto bello stare con loro e ascoltarli, sentire le loro idee e capire che non sono poi una generazione di ragazzi indifferenti come magari vengono descritti. È altrettanto bello stare anche in consiglio comunale, visto che ci hai fatto 10 anni da assessore alla cultura, al turismo, e poi soprattutto adesso sei anche in l'esperienza di consigliere. Non è che in futuro ci sarà anche un'esperienza di sindaco? Hai intenzione di candidarti? Per l'esperienza di sindaco è ancora presto per parlarne, le elezioni saranno il prossimo anno, però non è ancora stato deciso niente. Sicuramente continuerò ad impegnarmi come amministratore, perché amo troppo il mio paese per non farlo. È un'esperienza molto impegnativa, perché bisogna dedicarci moltissimo tempo, però secondo me è anche gratificante, perché ti permette davvero di realizzare molte cose e di fare qualcosa di concreto per il territorio, almeno spero di riuscire a farlo ancora. Per il territorio, per la tua montagna. La passione per la montagna ti ha fatto conoscere anche Giovanni Carraro. Avete fatto un documentario insieme meraviglioso sui bagni di Gogna. C'è un territorio da far scoprire e una collaborazione che sta andando avanti con Giovanni. Sì, Giovanni l'ho conosciuto la prima volta alle Tre Cime di Lavaredo in occasione della catena umana dello scorso anno, perché lui ha realizzato quel bellissimo video che probabilmente avete visto in molti, è il video che è poi stato lanciato sui social da Amnesty International e che è risultato essere il terzo video più visto al mondo da quelli realizzati di tutte le sezioni internazionali di Amnesty. In seguito mi sono incuriosita, ho guardato i suoi documentari, sono rimasta colpita non solo dalle immagini ma anche e soprattutto dalla profondità anche culturale e storica che c'è nei documentari, e l'ho contattato per chiedergli di tornare in Cadore, che ho scoperto essere anche la sua terra natale, e realizzare un documentario appunto sui bagni di Gogna, che è un luogo un po' particolare e per molti sconosciuto, che si trova in comune di Auronzo di Cadore. E spero che la collaborazione vada avanti, che ce ne siano altri, che sia solo il primo di tanti in Cadore. Tatiana, sogni nel cassetto di una donna onirica. Sogni nel cassetto ne ho diversi. Quello che coltivo forse da tanto tempo, appunto da quando ho incontrato per la prima volta gli U2, è quello di riuscire a portarli alle Tre Cime di Lavaredo, o per girare proprio un video della band alle Tre Cime, o magari anche per una semplice passeggiata. E insieme a loro mi piacerebbe riuscire a portare alle Tre Cime il Dalai Lama, per fare con lui una sorta di marcia pacifica pro Tibet attorno alle Tre Cime, che potrebbero divenire come la montagna sacra per i tibetani, il monte Kailash, dove viene fatta appunto una marcia in senso orario e con un grande significato spirituale. Sa che se diventi sindaco arrivano tutti. Non credo. Tatiana, grazie. Grazie a te.